signor Sindaco, Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Enrico Scandone, Comandante della Compagnia Carabinieri di Novi Ligure, Capitano Marzia Rapiana, autorità civili, militari e religiose qui convenute, buongiorno e sincera stima ed apprezzamento per essere intervenute alle commemorazioni del 47° anniversario di quella che è stata definita la strage sul treno alla stazione ferroviaria di Novi Ligure. Un gesto di riconoscenza, quello che state facendo, doveroso nei confronti dell'appuntato Leo Candido Caposcotta e dei carabinieri Giuseppe Barbarino e Clemente Villani Conti, che il 25 gennaio 1971, nel tentativo di sventare un'evasione di alcuni detenuti che venivano trasportati su un vagone cellulare di un treno, immolarono la loro vita per adempiere al dovere. Un doveroso e riconoscente saluto a Giovanni Colletta, nipote dell'appuntato Candido Leo, che ci onora della sua presenza quest'oggi. 1971. Sul tratto di linea ferroviaria Frogarolo-Novi Ligure, all'interno di un vagone cellulare viaggiavano complessivamente 8 detenuti, scortati da 7 carabinieri. Verso le 10, 2 di questi detenuti, approfittando della momentanea apertura delle celle per la somministrazione di un pasto, affrontavano alcuni carabinieri di scorta, disarmandoli ed ingaggiando con gli altri militari un conflitto a fuoco, durante il quale rimanevano uccisi i 2 detenuti ed un carabiniere, Barbarino Giuseppe, allora in servizio presso il nucleo tribunale e traduzioni di Torino. La stazione rispettivamente al nucleo tribunale e traduzioni di Torino e dalla stazione carabinieri di Torino San Donato riportavano ferite mortali a seguito delle quali decedevano durante il trasporto presso il locale ospedale. Con decreto presidenziale dell'8 maggio 1971 ai 3 militari deceduti veniva concessa la medaglia d'argento al valor militare alla memoria. Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Enrico Scandone, il Sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, il Capitano Marzia Rapiana, Comandante della Compagnia Carabinieri di Novi Ligure. Prego. Prego Don Massimo Bianchi a procedere alla benedizione. Per difendere la giustizia, il bene comune, l'incolumità, la sicurezza, vogliamo rivolgere in questo momento al Signore una preghiera per tutti coloro che hanno fatto la stessa cosa, con tutti coloro che ancora mettono a disposizione la loro vita, la loro intelligenza, la loro forza per poter proteggere e custodire il bene comune. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore.
perché tu confermi il popolo cristiano nella fede e nell'unità della Chiesa, preghiamo. Fratelli, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, che tu li accolga nella comunione dei santi, preghiamo. Perché tu ti mostri Padre di misericordia ai nostri fratelli affamati, disoccupati e senza tetto, preghiamo. Per tutti coloro che sono nel dolore, noi ti preghiamo. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime di questi nostri fratelli. Tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della tua redenzione. Un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri. Atti! Ricompense, medaglia d'argento al valor militare all'appuntato Leo Candido, carabiniere Villani Conti Clemente e carabiniere Barbarino Giuseppe, rispettivamente caposcorte e componenti di scorta di una traduzione ordinaria per ferrovie, affrontati da due detenuti che nel tentativo di evadere durante il viaggio, spianando ciascuno una pistola di cui si erano impossessati con uno stratagemma, avevano intimato ai militari di consegnare le armi e agivano animosamente e, sebbene feriti, rispondevano reiteratamente al fuoco subito aperto dagli aggressori, rimasti poi uccisi nel conflitto, fino a che non cadevano tutti colpiti a morte, accomunati dallo stesso sentimento del dovere compiuto fino al sacrificio estremo. Frugarolo, Novi Ligure, 25 gennaio 1971. Riposo. Alle forze dell'ordine qui presenti, alle associazioni combattentistiche ed Arma, ai cittadini novesi che hanno così voluto ricordare i 3 carabinieri che hanno perso la vita per salvare altri cittadini. Grazie a tutti voi della presenza.